In Svizzera doveva venire introdotta una identità elettronica, una EID. Con quella fisien l'avenir possibile da identificare nell'internet in modo sicuro e semplice. La EID venisse emessa dalla Confederazione. Quella procurasse per la sicurezza della EID e manasse l'infrastruttura. Per il Consiglio federale e per il Parlamento è la EID importante perché la Svizzera possa tenere passo con la digitalizzazione. L'anno 2020 hanno le votantes ed ils votants refusato l'introduzione di una EID. Il motivo principale era che imprese private avessero emesso la EID. Contro la nuova legge si veniva fatto in referendum. Ils comités de referendum temen che la EID non sia bec sicura e che la protezione della sfera privata sia periclitata. Da ci si tratta in dettaglio? Ci che vuole postare in secce in l'internet o domandare in document sto savens s'identificar. Con la EID potessins far qua in moda del tutta faccia digitalizzata. Per la EID fis mo la Confederazione responsabile ed ella emettes senza la EID. La EID vegn arcunada sin il smartphone en in uscenumnada borsa elettronica, quella mette la Confederazione a disposizione. Per prevenire ad abus d'identità, vegn la EID collegata con il smartphone. Ci che mida se smartphone sta da mai domandare una nuova EID. La EID pudes venir utilizzata in fitch differentes modes. Ins pudes s'identificare vers las autoritats ed uscia impostar online, per esempio, in extract dal registro de discussione. Las interpreses pudessen utilizzare la EID. Uscia pudessins, per esempio, confermare durante il shopping online in modo semplice che se majoren o aprire in conto da banca con il smartphone. Plin avant pudessins usare la EID sco document d'identità per confermare la vegliadecna davanti in club o in una bar. Las personas che utilizzano la EID hanno la controlla con ci che las condividen lur datas. In shop online che vende prodotti che non bec permessa a personas sot de 12 ans ven mo a savoir se la persona è veglia avunda. L'interpresa ne può bec traer conclusioni alla persona e dalla vegliadecna exacta. L'utilizzazione della EID resta facoltativa e gratuita per las abitantes ed ils abitanti della Svizzera. La Confederazione fornisce vin avant tutti ils servizi in forma analoga. Plirs comités han fatto un referendum contro la legge EID. Ils comités de referendum argumentescan che la popolazione aia refusato la EID l'anno 2020, per quai che la aveva dubis in connex con la protezione da datas. La nuova legge na garantesce bec la protezione da datas. Las quantitats de datas sensibles saian enormes, quai contegna in potenzial d'abus e mai fine di una sorveglianza collettiva. Personas senza smartphone vengono discriminadas. Manca una clara garanzia che la EID resti facoltativa. Il Consiglio federale del Parlamento è dell'avviso che le facendas con autorità ed interpreses en l'internet diventano sicures, simples ed efficientes grazie alla EID. Una EID statale garantisce la protezione della sfera privata ed in diever autodeterminare delle date personali. La EID rinforza la sovranità digitale della Svizzera e la promuove l'innovazione e la competitività della piazza economica. Per questi motivi raccomandano il Consiglio federale e il Parlamento di accettare la legge EID.